come tutte le tradizioni dell'Epifania friulana non manca il pignarul oppure foghera, in base a come la vogliamo chiamare, e anche questa si è svolta a Daris di Rivignano, perché abbiamo voluto assistere e documentarvi un appuntamento imperdibile, l'accensione del grande falò epifanico sulle limpide acque del fiume Stella. A rendere ancora più suggestiva questa manifestazione per celebrare la notte dell'Epifania è l'incantevole cornice di Villa Otelio Savorgnan. L'ormai tradizionale incendio sul fiume, organizzato come di consueto dalla Proloco Cuore dello Stella, quest'anno si arricchisce ulteriormente con la partecipazione di figuranti e lanciatori di frecce infuocate, accompagnati da musiche tradizionali e a seguire da un emozionante spettacolo pirotecnico. Musiche tradizionali e figuranti che ci riportano indietro nel tempo, almeno fino al lontano 1511, un anno molto importante per la storia del Friuli. Fu infatti l'anno di un devastante terremoto, il più forte che abbia colpito la nostra regione, e l'anno delle rivolte popolari, culminati il 27 febbraio con il massacro del crudele Giovedì Grasso. Fu anche l'anno in cui sbocciò, proprio qui ad Aris, l'amore tra Lucina Savorgnan e Luigi da Porto, più noti con il nome di Giulietta e Romeo. I cugini Luigi e Lucina sono infatti i veri protagonisti della novella autobiografica scritta tra il 1517 e il 1522 da Luigi da Porto, capitano d'armi e fine letterato, cui si è ispirato il celebre dramma shakespeariano. Il racconto, in cui si narrano le note vicende ambientate in Verona dei due innamorati e delle famiglie Capuleti e Montecchi, è stato ripreso in forma drammatica e pubblicata quasi 80 anni dopo da Shakespeare, che ne ha decretato il successo e il mito nei secoli. Ma come sempre andiamo a sentire la voce dei protagonisti, cioè di coloro che hanno lavorato dietro le quinte per garantire uno spettacolo veramente eccezionale. Sentiamoli. Presidente, anche quest'anno è andata più che bene, una grande edizione per quanto riguarda l'Epifania 2013 qui ad Aris, la gente ha risposto e vuol dire che ancora una volta risponde perché? Ma probabilmente perché si trovano in un'atmosfera un po' particolare, col fiume Stella in mezzo alla natura, con l'acqua che scorre, il falò sul fiume fatto dai volontari. Ieri abbiamo lavorato tutto il giorno per poter fare, qualcuno prende addirittura ferie per poter venire a fare il falò e darci una mano. In tempi come questi non è facile seguire anche questi avvenimenti, perché comunque ci sono dei costi, sappiamo che il pubblico, inteso come amministrazione comunale o comunque chi potrebbe dare una mano, ha difficoltà a darvi, però voi con lo spirito e la voglia di far bene ogni anno mettete in piedi uno spettacolo unico nel suo genere. Sì, bisogna ringraziare comunque l'amministrazione comunale per tutto quello che può darci, perché appunto con i periodi che corrono non è facile per loro, anche se bisogna dire il comune siamo sempre noi, quindi la difficoltà per trovare i fondi comunque piano piano si combina senza diventare matti a cercare. Ma lo spirito non è solo nel volontariato ma anche nella raccolta di quei fondi che servono poi a mettere in piedi un avvenimento come questo, ma è soltanto l'inizio dell'anno, dunque Aris ha altre iniziative pronte per scoprire e conoscere ancora meglio questo posto. Ma adesso stiamo pensando di fare qualcosa il 14 febbraio per la festa degli innamorati con Giulietta e Romeo, con la storia appunto che Giulietta ha vissuto per un periodo qua ad Aris. E dopo a luglio avremo la sagra dell'Anguilla e il 16 settembre sarà sempre una ricorrenza di Giulietta e Romeo, sono le date che abbiamo fisse, quindi e in mezzo c'è sicuramente qualcosa, qualche altra piccola manifestazione. Un importante in mezzo, nel senso che anche se non ci sono le feste, chi non può magari venire dalle vostre parti a trovarvi nel periodo festivo, insomma ha la possibilità durante l'anno di fare un salto per scoprire le altre bellezze, le altre realtà che compongono questo mosaico chiamato Aris. Sì, abbiamo tutto il parco della villa visitabile, la Proloco mette a disposizione una guida per le scolaresche, per i gruppi, quindi possono visitare tutto il parco. Possiamo dire, troviamo lei all'ente tutela pesca? Sì, in più abbiamo l'acquario permanente con tutte le specie di pesci di acqua dolce del Friuli Venezia Giulia.
quindi possiamo dare a chi arriva un bel biglietto da visita. Il biglietto da visita, complimenti ancora, abbiamo mangiato, ci siamo divertiti, abbiamo visto qualcosa di unico, non resta che invitare i telespettatori a venire ad Aris perché lo merita. Sì, lo merita innanzitutto per il paesaggio, perché quelli che vengono rimangono meravigliati da cosa c'è qua e l'abbiamo qua vicino, sotto i piedi di casa praticamente. Assessore Tonizza, abbiamo sentito il Presidente contento per questa edizione 2013, un'Epifania che ancora sentiamo le voci, la gente sta ancora festeggiando, è stato ancora una volta un successo. Ma sì, diciamo che la Proloco di Aris in questa festa dà il meglio di sé, si impegna e cerca ogni anno di stupire le migliaia di persone che vengono a vedere questa festa. È chiaro, lo scenario di suo è già affascinante, fa già metà della festa. Noi semplicemente cerchiamo di posizionare le pedine nel posto giusto affinché la festa riesca, affinché la gente che viene a vedere questo Pignarol rimanga soddisfatta e poi attraverso il passaparola possa comunque portare qui nuova gente. Il fascino del fiume Stella, la bellezza di Villa Otello Savorgnan, il bel tempo, le iniziative, insomma Aris è sempre presente. Beh, assolutamente, ho appena detto, lo scenario è fantastico di suo, la Villa Otello è stupenda anche così com'è, senza essere sistemata. Il fiume Stella, quell'ansia del fiume Stella davanti alla Villa Savorgnan, ricordiamoci di dire Savorgnan perché stasera ad esempio in quel primo tratto di parlato che abbiamo fatto prima, che ha preceduto il fuoco epifanico, abbiamo voluto un po' spiegare la storia e l'origine dei fuochi epifanici. Questo è l'inizio, adesso ogni anno inseriremo in quel parlato delle piccole pillole di storia del Friuli, storia che purtroppo i nostri cittadini non conoscono. Si studia la preistoria, si studia il Rinascimento, si studia il Medioevo, non si studia la storia dei nostri paesi. La Proloco, dice il termine stesso, Proloco, vuole creare questa cultura del locale, la cultura della storia che ha visto Aris protagonista fin dal 1300. In tempi come questi, cosa vuol dire dare una mano per organizzare tale evento? In questi tempi vuol dire sacrificare il proprio tempo, vuol dire dedicarsi, vuol dire impegnarsi, vuol dire mettersi in gioco, vuol dire a volte sbagliare, a volte fare le cose fatte bene. Oggigiorno trovare il tempo e la disponibilità per fare queste cose, poi alla fine la festa, hai visto come è stata, paga con quello che è poi il clima che si respira in questi ambienti. L'ulteriore spinta insomma. Beh, insomma, quello è la parte più importante dell'iniziativa di questa Proloco. Quest'anno ci sono state ricche novità, come si dice, perché si può ripetere un evento, ma soprattutto mettere sempre quel tassello in più per mai essere né troppo banali né troppo, come si dice, esagerati, ma quel punto in più che serve a dare l'opportunità alla gente di dire ritorno. Ma questa è una caratteristica che ha contraddistinto sempre le manifestazioni che organizza la Proloco di Aris, mai fare le cose con lo stampino, quindi nello stesso modo. Ogni anno bisogna rinnovare qualcosa, ogni anno bisogna inserire degli elementi nuovi affinché la gente ogni volta trova qualcosa di nuovo e ogni volta quando torna a casa, torna al lavoro, torna con gli amici, dice ad Aris c'è una bella festa. E anche la 10ª puntata di Guarda che Stella è andata a ponente, non resta che ringraziarvi per l'ascolto e come sempre alla prossima.